Buonasera Daniele Emanueli e benvenuti alla seconda puntata in stagione di calcio di rigore, anche questa puntata ricchissima di servizi. Torneremo a parlare anche di prima categoria girone H perché fra una settimana ripartirà appunto il campionato per quanto riguarda appunto il girone H riminese nello specifico, e parleremo soprattutto anche di promozione marchigiana perché ci stiamo avvicinando anche all'inizio del torneo che riguarda vicino la squadra che seguiamo di più, ovvero il Gabice Gradara Calcio. Come sempre vi ricordo il numero per interagire con noi durante questa diretta, il 333 60 94 299, numero valido per la messaggistica tradizionale ma anche per WhatsApp. Salutiamo anche il nostro gestore di pagina Facebook calciodirigore.official, ovvero il nostro Matteo Zampini. Passiamo subito a presentare gli ospiti di questa serata. Ritroviamo alla mia sinistra, sostituisce questa sera Renzo Baldisserri, il tecnico Massimo Zanini. Buonasera a tutti. Ciao Massimo e grazie. Ritroviamo con piacere a distanza circa di un anno l'allenatore della Marignanese Simone Lilli. Buonasera. Ciao Simone. Ciao. Andiamo a presentare anche lui a distanza di circa un anno, qualcosa in meno, il presidente del Gabice Gradara Calcio Gianluca Marsili. Buonasera. E poi Presidente vedremo proprio con lei anche il servizio della serata di giovedì sera, una festa a metà, poi capirete il perché. Infine salutiamo la prima volta nei nostri studi il Presidente del Gambettola Claudio Montanari. Buonasera a tutti. Ciao Claudio, iniziamo da te, volevo avere una battuta, sapevo che ieri c'era anche il nostro Massimo Zanini in quel di Russi, uno 0-0 un po' avaro di emozioni. Avaro di emozioni, una partita molto difficile, causa un po' anche delle condizioni atmosferiche perché ieri era una giornata di piena estate e anche il campo non era magari nelle migliori condizioni. Diciamo che è stata una partita nel primo tempo veramente avara di emozioni. E nel secondo tempo noi soprattutto abbiamo sofferto tanto un po' queste condizioni, diciamo che portiamo a casa un punto e questa è la cosa più importante, quindi un punto che fa morale, fa classifica. Gianluca, non so se nelle Marche lo fanno apposta, ma ormai vi conosciamo da 4 anni, i calendari ancora non sono usciti, non sappiamo ancora chi avrete il primo turno di campionato. È lunga, eh? È lunga, infatti siamo lì tutto il giorno a vedere se la federazione fa uscire questi benedetti calendari, non vediamo l'ora, dai. Siamo lì tutti belli trepidanti aspettando che escono e poi insomma che si inizi a fare un po' sul serio. Ebbene, speriamo e dopo arriveremo appunto a commentare con te anche quello che è successo giovedì sera. Invece l'allenatore del momento, la squadra del momento, Simone, che soddisfazione questo inizio di campionato, è positivo per la Marignanese, per la tua Marignanese? Beh, certo, due partite 6 punti, quindi è molto positivo. E poi sapendo anche, passando come dicevi te, un anno che è passato un anno, io mi ricordo dov'ero un anno fa, esatto. Quindi sicuramente è una cosa molto positiva. Indipendentemente poi dal risultato che è frutto anche di episodi, quello che mi è piaciuto in queste due partite è il continuare a credere in determinate cose, a provarci sempre, a crederci fino in fondo e in questo momento ci stanno premiando insomma queste cose. Ebbene, allora, prima di addentrarci nei campionati di calcio locale, da quest'anno ritorneremo come il primo anno a seguire anche la Serie D. Non è ancora partito il campionato, si ritornerà a giocare ufficialmente domenica prossima, scatterà la prima giornata con il nostro Stefano Papini. Andiamo a vedere la prima giornata del girone F, molto interessante, qui abbiamo le squadre del circondario. Vorrei un commento con te, caro Massimo. Qui ci sono subito degli incontri interessanti con il Cesena che va a far visita in Abruzzo all'Avezzano e soprattutto Sant'Arcangelo Savignanese. Beh, questa qui chiaramente sarà anche frutto di quello che sarà il giorno 12-13 dove sì, probabilmente anche Sant'Arcangelo potrebbe essere ripescato o riammesso, così si dice, in quella categoria, altrimenti credo che debba disputare questa partita che non è assolutamente facile perché io ho visto la Savignanese molto organizzata contro il Cesena, per cui è difficile il pronostico qua, chiaramente è tutto da scrivere. Il Forlì è una squadra che in questo momento sta facendo benissimo, ha vinto col Modena, ha vinto col Sasso Marconi, per cui è una formazione che in questo momento è in salute. Infatti come vediamo anche le altre partite, qui c'è il Matelica che cerca di vincere questo girone già da 2 anni, l'anno scorso la beffa l'ultima giornata in virtù della promozione della Vispesaro. Aggiungiamo poi la San Maurese che domenica è andata a battere la Reggiana, per cui dell'amico Mauro Antonioli, quindi è un campionato importante. Come prima giornata credo che ci siano
delle belle partite. E ci sono piazze importanti, come vediamo anche il Campobasso, la Vastese stesso, che hanno fatto anche la Serie C, e su tutti ovviamente il Cesena, che è stato anche in Serie A. Va bene, dopo aver aperto la parentesi inerente alla Serie D, io direi di addentrarci subito nei campionati di calcio locale, quelli che ci riguardano da vicino, che riguardano da vicino la nostra trasmissione, risultati e classifiche attraverso il nostro Stefano Papini, alias Papen, iniziando dal campionato che riguarda il nostro ospite Simone Lilli. Stiamo parlando ovviamente dell'eccellenza Girone B. Questi risultati della seconda giornata giocata ieri: Argentana Corticella 1-0, Faenza Giovane Cattolica 1-2, Fioriccione Calcio Cotignola rinviata per i convocati nazionale sammarinese da parte della Fioriccione, Marignanese Castrocaro 1-0, vedremo tra poco il servizio, Massa Lombarda Copparese 0-4, Alfonsine Medicina 2-1, Progresso Granamica 1-1, Sant'Agostino Castelfranco 3-3, Sampa Imola Diegaro 0-1. Andiamo a vedere la classifica dopo il secondo turno di campionato, una classifica, come dicevo poc'anzi, molto interessante per quanto riguarda i colori giallo-blu della Marignanese. Al primo posto infatti troviamo proprio la Marignanese insieme all'Alfonsina a 6 punti, poi seguono Copparese, Castelfranco, Argentana 4, Giovane Cattolica, Sampa Imola, Diegaro, Massa Lombarda 3 punti, Granamica, Sant'Agostino 2, Castrocaro, Corticella, Faenza, Medicina, Progresso 1, Cotignola 0, Fioriccione 0. Ricordiamo che Fioriccione per l'appunto Cotignola hanno una partita in meno. Simone, allora, rispetto allo scorso anno, che tipo di eccellenza è quella di quest'anno? Ma guardando le rose delle squadre, secondo me c'è stato un passo in avanti verso l'alto, nel senso che mi sembra che molte squadre hanno confermato la stragrande maggioranza dei giocatori dell'anno scorso e hanno aggiunto in alcuni casi anche dei giocatori importanti. E anche le neopromosse, noi abbiamo incontrato il Cotignola, rispetto alla rosa dell'anno prima ha cambiato solo 4 giocatori, di cui 2 2000 che sono obbligatori come giocatori. La stessa Copparese che incontreremo domenica ha cambiato, è venuta su dalla promozione, ha cambiato poco, quindi mi ridà l'idea di un campionato più equilibrato, però verso l'alto rispetto all'anno scorso. E prima di andarlo a vedere il servizio, ieri avete fatto un'impresa, perché Castrocaro, da quello che ci dicono, meglio Radiomercato Estivo, è una delle pretendenti alla vittoria di questo torneo d'eccellenza. Vincere a domicilio per 1-0 contro una signora squadra è una doppia impresa. Indubbiamente. Io dico sempre che le squadre forti bisogna incontrarle in questo periodo qua, perché ancora si devono un po' sistemare. È dichiarata insomma che vuol fare meglio dell'anno scorso, è arrivata quarto o quinto, quindi vuol dire che vuole stare là davanti, ma perché c'ha anche giocatori per stare là davanti: Pasolini, Domini, Stucchi, il portiere Ruffilli con Spada, cioè quindi c'hanno tanti giocatori che hanno calcato questi campi, quindi giustamente loro sono ambiziosi. Noi veniamo dal nostro percorso che è incominciato l'anno scorso, stiamo seguendo questa scia, abbiamo fatto 3 vittorie, compresa la Coppa Italia, e quindi continueremo così. Abbiamo inserito dei giovani, abbiamo mantenuto 10-12 giocatori dell'anno scorso, molto importante questo per continuare un progetto, diciamo così, e quindi godiamoci questi 6 punti. Prima di lanciare un servizio inizia già a scaldarsi il vostro telefono da casa, arrivano tantissimi messaggi, leggiamo questo in particolare perché ci sta seguendo in streaming. Ciao, sono Luca da Como, ben ritrovati a tutti, un saluto al Presidente Marsili, a cui chiedo partenze importanti, una campagna acquisti consistente e un buon avvio in Coppa. Finalmente, caro Presidente, un anno tranquillo? Incrocia le dita. Ce lo auguriamo tutti, caro Luca, grazie che ci segui sempre. È importante per noi avere tifosi, diciamo, che seguono la nostra società, perché sicuramente rappresentano uno stimolo ancora in più per fare meglio. L'auspicio di tutti è quello di cercare di stare un po' più tranquilli, visto che a soffrire ormai ci siamo abituati, vorremmo provare anche a gioire e magari viverla un po' più serenamente, soprattutto verso la fine. E qui un riferimento a Claudio, presidente del Gambetto. Dai Claudio, prova a sorridere, pian piano, a piccoli passi, a son di Parigi, Gambettola comunque sta muovendo la classifica. Infatti dico sempre che il pareggio comunque in certe situazioni è come una vittoria, spesso e volentieri, capito? Quindi poi, come diceva prima il mister, a inizio campionato per noi è stato un calendario abbastanza difficile, perché incontriamo due squadre che sono retrocesse l'anno scorso, come il San Pietro di Vincoli e il Russi, 2 squadre molto forti, e domenica prossima giochiamo contro il Torconca, quindi sì, l'inizio è per noi abbastanza difficile, quindi cerchiamo di portare a casa più punti possibili, quindi anche questi 2 pareggi insomma
ci possono stare, diciamo, e comunque muovono sempre la classifica. Non c'è 2 senza 3, lo sposeresti questo ritornello? Direi che, diciamo, queste non mi piace mai fare pronostici, magari li faccio in modo scaramantico prima della partita con i nostri dirigenti, però diciamo che le partite bisogna sempre viverle e bisogna sempre cercare di portare a casa il meglio da ogni partita. Bella Claudio, mi piace questa risposta. Allora adesso andiamo a vedere subito il primo servizio della serata che riguarda il nostro ospite Simone Lilli. Andiamo a vedere l'impresa appunto della sua Marignanese che ha battuto per 1-0 il Castrocaro, il servizio. Sono Fabio Giancarlo, titolare della DGF e Forno Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stand di pizza o stand di piada a secondo il vostro uso, griglie a pietra lavica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. La Marignanese che non ti aspetti continua a stupire. Se si pensa solo ai 12 mesi prima, tornando indietro nel tempo con il nuovo allenatore Simone Lilli, oggi sella saldamente sulla propria panchina, nelle prime 7 giornate i gialloblu collezionarono un solo punto. Oggi dopo 2 sono in testa alla classifica con pieno merito. La Marignanese si affida tra i pali a un ex Riminico Mazzolini, per lui una presenza incida titolare sotto la gestione a Cori. Poi in avanti Santoni rappresenta all'estero la fantasia con 2 stantuffi che volano sulle fasce come Carnesecchi e Fabbri, ma il gol della domenica che vale 3 punti a fallo è un certo Donati che batte un Castrocaro attrezzato per essere protagonista fino in fondo e con il piede caldo di Domini il migliore dei suoi. I biancorossi contestano per un dubbio rigore non assegnato e perdono la testa con Battistini espulso per un fallo a gioco fermo. Prima del fischio d'inizio 1 minuto di raccoglimento. Il match vede da subito una rimessa laterale dove arriva il più acuto dei padroni di casa con un colpo di testa di Fabbri sotto misura e con Ruffilli bravo a non farsi sorprendere bloccando la sfera in 2 tempi. Al 20° Boschi del Castrocaro recrimina per un fallo che secondo l'attaccante sarebbe calcio di rigore, ma il direttore di gara assegna il fallo in favore dei padroni di casa. Marignanese ancora avanti, questa volta calcio piazzato Santoni dona al pallone uno strano effetto che risulta efficace per l'inserimento di Dominici, ma il tentativo di quest'ultimo scheggia la traversa. C'è solo una squadra in campo, è la Marignanese di Simone Lilli. Carnesecchi apre per Santoni, numero 10 porta a spasso pallone avversari ma pecca sul più bello. Conclusione da dimenticare, prova e riprova e la Marignanese passa. Tutto da gustare l'azione che avviene al minuto 28. Parte da Santoni che apre il gioco in direzione Fabbri, traversone del centrocampista per l'inserimento vincente di testa ad opera di Donati. Ruffilli in questo caso nulla può per l'1-0 meritato dei padroni di casa. Rivediamo il replay del gol che risulterà decisivo. Esultanza alla Cristiano Ronaldo per Donati. Il Castrocaro tuttavia non demorde, anzi ha l'occasionissima per pervenire subito al pareggio. Filtranti i bergamaschi, Pezzi fa da sponda per il tiro da fuori area di Boschi che lambisce il palo alla destra di Azzolini. Da calcio piazzato Domini si rende pericoloso benedendo la porta di Azzolini. Nella ripresa il Castrocaro rimane in 10 uomini per l'espulsione di Battistini, reo di aver colpito un avversario a gioco fermo. I biancorossi però non si perdono d'animo. Boschi, grande discesa la sua, mette al centro per la corrente Stucchi che tra il dire e fare trova di mezzo Azzolini a negargli il pari. Dall'altra parte, angolo battuto da Conti, botta al volo di Santoni, Domini salva sulla linea di porta e nel finale lo stesso Domini da calcio piazzato a tentare il colpo sotto, Mazzolini in tuffo si rifugia in corner. Continua il trend positivo per la Marignanese, 6 punti in 2 giornate, migliore inizio non poteva esserci, complimenti davvero alla band di Simone Lilli. Il Castrocaro gioca bene ma perde la testa, soprattutto in virtù dell'espulsione di Battistini, biancorossi rimandati al prossimo esame. Massimo, allora che impressione ti ha fatto la Marignanese? Prima l'abbiamo commentata con Simone, prima ovviamente di vedere il servizio, hai visto il servizio? Intanto avevo già fatto i complimenti l'anno scorso dopo che aveva fatto una ripresa importante, ma lo faccio anche adesso che è qui di fianco a me, per cui a lui vanno i complimenti perché allenare una squadra così non è semplice, contro un'altra squadra altrettanto attrezzata. È chiaro che vincere aiuta a vincere, ma è anche vero che vincere nasconde i problemi, quindi qualche problemino ha già visto che all'interno ci sono e lì ci lavorerà come ha fatto lo scorso anno ed è una squadra importante. Io credo che si possa togliere delle grandi soddisfazioni, così come potrebbe essere un'altra rivale, il Cattolica. Simone, possiamo alzare leggermente l'asticella? Conosciamo anche il presidente Oscar che comunque per la Marignanese vive e non dorme, anche e soprattutto quando c'è
purtroppo da soffrire, come spesso succede, no, nel mondo del calcio, che si perdono le partite. Allora ti chiedo, rispetto allo scorso anno dove arrivò comunque un'impresa da parte tua, un'importante salvezza, quest'anno l'asticella si può alzare? Ma, dal mio punto di vista l'asticella si è già alzata avendo la possibilità di allenare 12-13 ragazzi che ho allenato l'anno scorso, e quindi già la società l'ha alzata in questo senso l'asticella, e in più un altro innalzamento di asticella potrebbe essere la costanza che l'anno scorso non c'è stata, specialmente i primi 2 mesi. Questo è un ulteriore elemento di asticella che si alza, perché se sei costante ottieni risultati, se ottieni risultati lavori bene, se lavori bene arrivano i risultati, come è successo poi l'anno scorso quando abbiamo fatto 16 risultati utili consecutivi. Naturalmente io questi 6 punti me li tengo ben stretti, però sono stati 6 punti che potevano essere 2, come potevano essere 3, perché a Cotignola sull'1-0 loro potevano fare il 2-0, noi potevamo pareggiare prima e poi abbiamo vinto in 2 minuti con 2 rimesse laterali, e domenica con un in meno noi potevamo gestire molto meglio la partita, invece abbiamo rischiato 2 volte di fare il pareggio, perché se faceva quel gol lì l'1-1 è vero che c'erano ancora 20 minuti, è vero che era tutta da giocare, però intanto stava 1-1. E quindi ci ha preso un po' di paura, un po' non siamo riusciti a gestire bene la palla come l'abbiamo gestita nel primo tempo, quindi le partite, secondo me, le prime 5 o 6 partite, 7 partite di ogni campionato sono altalenanti, perché gli episodi sono ancora più determinanti del solito. Poi dopo, fra 4, 5 e 6 partite, secondo me poi dopo vengono fuori i valori, vengono fuori i giocatori, viene fuori l'organizzazione, viene fuori tutto quello che deve venire fuori per fare un campionato. E quindi io sono molto contento, perché nel calcio non si inventa niente, bisogna partire sempre da dei progetti, da delle situazioni, e quando si è d'accordo con la società e lo staff tecnico, se la società condivide questa cosa e la avvalora fino alla fine, i risultati arrivano per forza. Quindi già io sono contento di questo. Poi dopo sta a me, ma soprattutto sta ai giocatori la domenica a valutare le situazioni, perché domenica io mi sgolavo dalla panchina di giocare la palla, di gestirla, di aumentare 15 metri, 20 metri, però i giocatori sono retrocessi 20 metri, sta palla non la riuscivano a gestire, quindi quando è la domenica i giocatori sono determinanti, nel bene e nel male. L'allenatore poi durante la settimana deve cercare di dargli gli strumenti per cercare di risolvere i problemi. È vero. E quindi il nostro lavoro è quello, i giocatori lo sanno come la penso, e quindi è bello continuare questo discorso, insomma. Ebbene, andiamo a vedere con il nostro Stefano Papini il prossimo turno, con le sfide in programma, che saranno le seguenti: Argentana Faenza, Castrocaro Progresso, Calcio Cotignola Alfonsine, Copparese Marignanese, Corticella Massa Lombarda, Diegaro Fiariccione, altro bel big match, Giovane Cattolica Sant'Agostino, Granamica Sampa Imola, Castelfranco Medicina, Copparese Marignanese. Caro Simone, direi una sfida molto equilibrata, vedendo oggi la classifica, voi 6 punti, loro 4, seconda contro terza. Come la neopromossa, che non la conosco benissimo, però una squadra che fa 4 gol a Massa Lombarda non li fa per caso, 4 punti non sono lì per caso, e quindi sarà sicuramente una partita difficile. Ma adesso domenica non ci voglio pensare, adesso noi abbiamo la partita di mercoledì sera di Coppa Italia col Cattolica, esatto, che per me la considero una partita importante, perché vogliamo passare il turno. Il Cattolica la penserà alla stessa maniera, quindi sarà sicuramente un bel derby. Ebbene, ti facciamo l'in bocca al lupo ovviamente. Grazie. Per mercoledì sera. Adesso ci spostiamo con la regia nel campionato di promozione girone D. Questo è il girone che riguarda da vicino il nostro ospite di questa serie, il presidente Gambettola Claudio Montanari. Questi i risultati di ieri: Pietracuta Cerve rinviata per le convocazioni nazionali sammarinesi dei giocatori di Pietracuta, Reno Stella 2-4, grande impresa dalla Stella in esterna, Ronco Edelweiss Morciano 5-0, travolto il Morciano del nostro amico Tenti, Russi Gambettola 0-0, San Pietro i Vincoli Football Cava 1-1, San Pierani Giamarina 0-3, colpo dell'Igea che si ripete dopo la vittoria sul Tocconca per 1-0 dalla prima giornata
del campionato. Torconca Frattaterme 3-1, Tropical Coriano Civitella 2-0, vedremo il servizio tra poco. Bis Misano del Duca Ribelle 0-0, altro big match di giornata. Andiamo a vedere la classifica dopo il secondo turno. Ronco Edelweiss al comando insieme a Tropical Coriano, Giamarina e Stella 6 punti, del Duca, Bis Misano, Football Cava, Russi 4, Torconca 3, San Pietro in Vincoli, Gambettola 2, Pietracuta, Cervia, Civitella, San Pierana, Frattaterme, Reno, Morciano 0, però ricordiamo che Pietracuta e Cervia hanno una gara in meno. Stefano, mi rimani qualche secondo su questa classifica, la voglio un attimo commentare con Massimo, gentilmente, eccola qui. Bravo Stefano. Massimo, qui le sorprese di inizio campionato, dopo arriviamo al Tropical Coriano, ti pregherei di ignorarlo, Igea Marina e Stella, bisogna fargli doppio dei complimenti a queste due realtà riminesi. Ma l'Igea Marina, dicevamo la volta scorsa, che è una squadra con tantissimi giovani, che si è rinnovata tanto e ha azzeccato secondo me i giovani giusti, nel reparto giusti. La Stella non è più un caso, la Stella ormai è una conferma, insomma, è diverso tempo che sta facendo molto bene. E quindi io credo che, ecco, quello che un attimino mi può così fare un attimino sorridere è un po' Russi, che magari mi aspettavo qualcosina in più, visto che anche ieri ho visto questa partita e credevo che poteva dare qualcosa in più. Soprattutto in casa, perché hanno tantissimi tifosi che li seguono, in verità anche fuori casa, però in casa l'hai visto anche tu ieri che eri presente. E vedo il Cervia molto in difficoltà. Vedremo, sono curioso di vedere appunto il Cervia, hai detto bene, tra poco voglio sentire anche Claudio, ma andiamo a vedere il primo servizio della serata particolare, la prima volta che sono stato proprio personalmente allo stadio di Coriano, saluto affettuosamente anche il presidente che ci ha accolto benissimo e tutta la società del Tropical Coriano. Allora andiamo a vedere proprio la vittoria dei corianesi per 2-0. Sei una società sportiva e vuoi avere un campo da Serie A? Start Green ti aiuta. Start Green propone sui campi sportivi per la rigenerazione il seme Blue Top Overseeding per il mantenimento del tappeto erboso e il concime Turf 4. Start Green è presente come azienda sul territorio romagnolo, online al sito semiprattofertilizzanti.com o sui social, pagina Facebook Start Green. Infine disponibile per consulti telefonici gratuiti al 348 58 36 625. Ai grandi di Coriano si affrontano due squadre con stati d'umore opposto. I corianesi di mister Zagnoli arrivano dalla goleada in esterno sul campo del Frattaterme per 6-3, mentre il Civitella dalla sconfitta a domicilio con la Bis Misano per 0-2. Il Tropical si presenta con 19 giocatori all'appello, con Matteo Vitaioli impegnato con la nazionale sammarinese in Bielorussia. Panoramica di Coriano da incorniciare, giornata calda, terreno in perfette condizioni, presenze circa 200 in tribuna. Coriano padrone del campo fin dalle prime battute, il primo acuto riguarda lo scambio Biad-Vukai con tiro di quest'ultimo che sfiora l'incrocio dei pali alla sinistra di Aspidelli. Corianesi ancora pericolosi, questa volta dal corner. Aspidelli, forse disturbato dal sole, esce a vuoto, ma Biad sotto misura quasi non ci crede, depositando il pallone sul fondo. In panchina il tecnico Dini spiega ai suoi che così non si può andare avanti, mentre Zagnoli sembra godersi il sole di giornata. Poco dopo Vukai, lanciato a rete a cercare il pallonetto, ma la sfera ancora una volta termina fuori. Civitella ancora non pervenuto, allora ci pensa il Capitan Monti a recuperare il pallone a centrocampo e a provare il colpo, ma la palla esce abbondantemente al lato. Il Coriano sa attendere e colpire al momento giusto, siamo al 29esimo minuto, Briad esegue una Veronica, deposita il pallone piede callo di Borghini che trova l'angolo nel set alla sinistra di Aspidelli con tanto di dedica alla sua metà. Replay meritato per il difensore in maglia numero 2. Il gol vale l'abbraccio dei compagni, ma a questo punto il Coriano esegue quello che nella vita si chiama coppia e incolla. Questa volta Scognamiglio appoggia la sfera, Ricci di prima intenzione col piattone destro infila Aspidelli nello stesso angolo laddove aveva colpito in precedenza Borghini. Ricci esulta giustamente, ma in tribuna chiediamo a lui se si tratta di classe o di schema studiato. La risposta è eloquente e Ricci coglie il momento avendo qualcosa da ridire. Nel frattempo il Civitella risponde con l'asse Cucchi-Ferrari, ma la conclusione del numero 11 è da dimenticare. Più precisa la punizione battuta da Capitan Monti. Romani non trattiene, sulla palla s'avventa Marcucci che spedisce alto. L'arbitro in questo caso ravvede una spinta e fischia il penalty, puntualmente smentito dal suo assistente per una segnalazione di fuorigioco. Termina qui la prima frazione. Nella ripresa il Civitella cerca di riaprire il match. Cucchi di testa appoggia la sfera tra i guantoni di Romani. Qui Capitan Monti, invece servito da Morigi, impegna a terra l'attento Romani. Sulla ribattuta interviene Ferrari, lesto a servire il compagno Ranieri che da buona posizione alza la mira.
Il coreano si rilassa e Civitella mette tanto impegno ma poca precisione, come in questo caso quando Sassi pesca Marcucci che cerca di scavalcare Romani con un pallonetto senza fortuna. Finale targato Vucai, al solo personaggio del numero 10 di casa, terminato con un nulla di fatto. Alta progressione sempre ad opera di Vucai, velo di Farnetti ma Alilai calcia addosso a Spidelli. Dall'angolo, dalla parte opposta, arriva il colpo di testa di Narducci, ma anche qui la sfera termina sopra la traversa. Termina qui la gara a grandi di Coriano con i padroni di casa che rispetto alle ultime annate sono partite col piede sull'acceleratore. L'importante, come recita questo cartellone all'interno del rettangolo di gioco, è crederci sempre, mollare mai, altrimenti qualcuno potrebbe rimanere deluso passando dall'esaltazione all'ingresso in campo. Curioso questo servizio. Claudio, ti ho visto un po' preoccupato. Il Tropical Coriano mi sembra una squadra molto attrezzata, un po' meno forse, vedendo le prime 2 giornate di campionato, Civitella e Frattaterme. La tua idea su questo campionato? Che tipo di campionato è? Intanto non sono preoccupato, perché sono, diciamo che il Coriano penso che sia una squadra che stia rispettando quelli che sono i pronostici, perché la metto tra le favorite di questo campionato. Cioè, sì, è una squadra ben attrezzata. Sicuramente sì, anche perché ha fatto molto bene l'anno scorso e quando una squadra fa bene, specialmente nel girone di ritorno, poi tutto quello che hai fatto bene nel girone di ritorno te lo porti poi nel campionato successivo, se poi hai lavorato bene anche durante l'estate. Quindi sì, mi trovo d'accordo. Il Coriano sicuramente la vedo tra le favorite. Chiaro che la favorita del campionato la nominiamo, ma forse non c'è neanche bisogno di nominarla, è il Ronco, che penso sia una spanna sopra gli altri, perché ha la fortuna di poter investire, di investire e di poter prendere giocatori di un certo livello, e quindi non possiamo solo che guardarli e applaudirli, perché se lo possono fare noi diciamo beati loro, insomma. E comunque sì, hanno fatto una squadra di primo livello, insomma, una squadra che secondo me potrebbe far bene anche in eccellenza, una squadra non come questa. Beh, se pensiamo solo a Bernacci di davanti, sicuramente un giocatore di tutt'altra categoria. Buona Bitacola e Righi, insomma ci sono almeno 6 o 7 giocatori che giocherebbero tranquillamente, non dico non solo in campionato di eccellenza, forse qualcosina anche sopra. Basta farli tirare da vicino, mandarli dentro l'aria e lì magari mancano anche qualcosa. Se ieri ho visto, ma anche a Cerve mi hanno detto che finché comunque non riesce a sbloccarla la partita, cioè anche Ronco ha le sue difficoltà. Poi dopo, nel momento in cui va in vantaggio, poi dopo in contropiede, giocando di rimessa, dopo è una squadra veramente difficile. Devastate dalla 3 quarti in su, diciamo. Direi proprio di sì. Claudio, invece, vedendo un po' quello che è successo nell'ambiente Gambetto, l'ho visto tanti nomi importanti circolare nella dirigenza del Gambetto, ti chiedo allora, il progetto vostro qual è? Visto che mi dicevi, il Tropical Coriano lo sappiamo tutti, è una squadra favorita insieme a Ronco, perché comunque hanno investito tanto, hanno giocatori importanti. E il Gambetto, con tutti questi dirigenti che ho visto nuovi, qual è il progetto? Ma diciamo che il progetto è un progetto molto ambizioso, perché parlandoci chiaro, alla fine di aprile avevamo molti dubbi se proseguire o no il campionato. Addirittura? Eh sì, perché purtroppo, tanto come tutte le squadre, diciamo che il problema economico ce l'hanno tutti, insomma. Noi abbiamo avuto qualche problema di troppo l'anno scorso legato a qualche sponsor che sono saltati così proprio all'ultimo momento, e quello ci ha creato un po' di difficoltà, e alla fine di aprile veramente avevamo parecchi dubbi su come poter affrontare il campionato. Poi dopo ci siamo, diciamo, rivigoriti grazie anche all'aiuto di un amico, di una persona che è nel calcio da tanti anni, che ci ha sempre seguito con grande affetto, che è il primo tifoso in assoluto della nostra squadra, che ha giocato, ha fatto il direttore sportivo, è nato a Gambettola, mi riferisco a Giorgio Screpis. Che salutiamo. Che lo salutiamo, e che diciamo che è stato quello che ci ha fatto fare un po' il salto di qualità, perché grazie alla sua esperienza, alla sua generosità, al suo modo di fare calcio, ci ha ridato, non che ci mancasse la passione, ci ha ridato l'entusiasmo che mancava, e questo si è trasformato subito in energia, diciamo, e quindi da non fare la squadra, diciamo, siamo passati dall'altra parte, che adesso magari vorremmo fare chissà che cosa, però i programmi sono programmi, almeno per quanto riguarda quest'anno, di fare un campionato, diciamo, tranquillo, di fare una salvezza, se possibile, più anticipata possibile, sì, di lanciare i nostri giovani, perché abbiamo portato in prima squadra almeno 6 o 7 giovani importanti, che sono tutti cresciuti nel nostro settore giovanile, che tra le altre cose abbiamo in questo momento solo alla Juniores, ma hanno fatto veramente molto molto bene. Quindi il nostro futuro è legato appunto a questo, a lanciare i nostri giovani, e poi se siamo bravi a prendere giocatori anche importanti, motivati, che ci possono fare quei 4-5 giocatori che ci possono far fare insieme ai nostri vecchi
quel salto di qualità, insomma, perché insomma, quindi anno dopo anno, come dicevo prima Simone, alziamo l'asticella. Dobbiamo sempre alzare l'asticella, perché dobbiamo sempre puntare più in alto possibile, sempre, poi dopo scendere si fa sempre in tempo. Presidente Marsili, lei è un collega del presidente del Gambettola, è d'accordo con questo discorso? Approvo al 100%, che poi dopo scendere facciamo sempre in tempo. Sempre. Poi noi, come mi ripeto, no, abbiamo fatto 2 stagioni in sofferenza, abbiamo cercato quello che dicevamo prima, comunque quando finisci bene un anno sicuramente hai energie e a volontà per ripartire, perché comunque basta qualche aggiustaggio, l'entusiasmo ce l'hai già, il gruppo compatto ce l'hai già perché viene da risultati positivi. Invece quando arrivi che sei un pochettino in sofferenza per 2 anni di seguito, insomma, fai fatica. E quindi quest'anno, poi come si vede dalla rosa che abbiamo costruito, abbiamo cercato in qualche modo, non perché non andasse bene quello che avevamo, ma perché comunque serve nuova linfa, nuovi stimoli, quindi ricreare un percorso nuovo che magari ci dia la possibilità di crescere anche con il nostro settore giovanile per le prossime 5-6 stagioni. Perché no? Adesso facciamo una piccola pausa, poi voglio sentire Massimo, andiamo a vedere il servizio relativo a Russi Gambettola e poi rientriamo e diamo la linea alla pubblicità. Servizio. Forno d'Asolo, per il tuo ordine contatta l'agente Andrea Parlani al 342 004 5098. Allo stadio Bucci di Russi tornano a giocare i Falchetti, reduci da una sola annata in eccellenza. Il ritorno in promozione ha sancito la vittoria di domenica scorsa in casa del Morciano per 2-1. Invece il Gambettola raggiunge il secondo X consecutivo dopo aver esordito tra le mura amiche con un pareggio per 1-1 col San Pietro di Vincoli. Calcio d'inizio e un retropassaggio azzardato dalla retroguardia ospite mette in moto Trovato, che scalda così i guantoni a Morelli. Il Gambettola risponde nell'immediato a questa incursione di Ceccarelli con la sfera che si alza sopra la traversa. Dall'altra parte i Falchetti tornano a rendersi pericolosi, ma la discesa sulla destra non viene premiata a Gallamini in quanto a freddezza. Nella ripresa il Gambettola prova ad alzare il ritmo, ma Buda fa tutto bene meno la conclusione finale, sparando in bocca a Lolli. Gli spazi stranamente si aprono e So, presentatosi a tu per tu con Morelli, si lascia ipnotizzare da quest'ultimo, permettendo al Gambettola di sventare il pericolo. Da calcio piazzato lo stesso numero 20 troverebbe il gol della domenica se l'incrocio dei pali non gli negasse la gioia della marcatura. Nel frattempo il Braccini rimedia la seconda ammonizione lasciando i suoi in 10 uomini. Per il finale di gara il Russi prende coraggio, ma qui sia So che Trovato non riescono a deviare la sfera in fondo alla rete, ma l'occasione più limpida capita al fotofinish. So stoppa il pallone in area di rigore, depositandolo in un secondo tempo nel piede caldo di Lombardi, che mette al lato di un nulla, facendo gridare al gol il pubblico locale. 0-0 il finale. Bene Stefano, con te io direi di andare a vedere il prossimo turno con la grafica che riguarda da vicino anche la sfida che ovviamente riguarda il nostro Claudio. Queste le sfide: Cervia San Pietro in Vincoli, Civitella Reno, Fratta Terme del Duca Ribelle, Football Cava Tropical Coriano, Gambettola Torconga. Quindi Gambettola Torconga è una bellissima partita. Igia Marina, Vis Misano, Alto Big Match, Morciano San Pierana, Pietracuta, Ronco Edelweiss, anche questo Stella Russi. Diciamo una giornata almeno condizionata da 3 match importantissimi e molto caldi. Gambettola Torconga, cosa vi dici Claudio? Dico che col Torconca, poi il mister lo sa, in 3 anni che sono qui a Gambettola non abbiamo mai vinto. Quindi speriamo che sia domenica la volta giusta per vincere, capito? Anche perché vogliamo, diciamo, portare i 3 punti che ci mancano, perché quest'anno abbiamo fatto 2 pareggi in campionato e anche un pareggio in Coppa con l'Igea, quindi è il momento anche di fare anche il bottino pieno. Speriamo di farlo, giochiamo contro una squadra forte, comunque una squadra che ogni anno parte sempre diciamo un po' nascosta, però è una squadra molto, molto ben organizzata, un'ottima società che fa sempre bene ogni anno. L'anno scorso è stata un po' sfortunata perché sembrava che fosse arrivata ai playoff, proprio alla fine è sfumato tutto, diciamo, e quindi anche loro sono una delle candidate secondo me per entrare nei playoff. Quindi speriamo veramente domenica di fare una prestazione importante e di portare a casa i 3 punti. Ritorneremo tra poco sia sulla promozione Romagna che sull'eccellenza, perché stanno arrivando tantissimi messaggi, prometto li leggo tutti, però datemi il tempo di andare un attimo in pubblicità, 3 minuti, rientriamo e poi le vostre domande, il commento di Massimo e ci spostiamo nella promozione marchigiana. Pubblicità. Auna Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano.
Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbotta è il nostro motto. Da sempre offriamo qualità. Siamo attrezzati di ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese, Poggio Berni. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Sono Fabio Giancarlo, titolare della DGF e Fornitalia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stand di pizza o stand di piada a secondo il vostro uso, griglie a pietra lavica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. Sei una società sportiva e vuoi avere un campo da Serie A? Start Green ti aiuta. Start Green propone sui campi sportivi per la rigenerazione il SEM Blue Top Overseeding per il mantenimento del tappeto erboso e il concime Turf 4. Start Green è presente come azienda sul territorio romagnolo, online al sito semipratofertilizzanti.com o sui social, pagina Facebook Start Green. Infine disponibile per consulti telefonici gratuiti al 348 58 36 625. Romagna Sport primo dal 2001, la prima testata giornalistica che ha creduto nello sport dilettantistico online, il primo sito in Italia che ha pubblicato le foto dei singoli atleti e tecnici, i primi ad aggiornare i risultati live durante le gare, proprio come i professionisti, i primi a pubblicare la carriera degli atleti, i primi e gli unici ad avere il calciomercato interattivo, i primi a dare spazio alle news di tutti gli sport. Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna, in tutto. Forno d'Asolo, per il tuo ordine contatta l'agente Andrea Parlani al 342 004 5098. Ecco, rientriamo in studio per la seconda parte, l'avevo promesso, vi leggo subito alcuni messaggi. Iniziamo da Mister Lilli, questo è un messaggio simpatico. Mister Lilli, hai prenotato al Posilipo, così alziamo l'asticella e il tuo staff tecnico. Salutiamo, ciao ragazzi. Poi qui una domanda particolare, te l'avevamo chiesta prima, però te la ripetiamo magari se lo spettatore non ha sentito. Una domanda per Mister Lilli: secondo lei cosa manca alla Marignanese per stare nelle prime posizioni? Grazie e complimenti per l'inizio. Questa è una domanda che deve essere fatta a 2 o 3 mesi dalla fine del campionato. Ecco, quindi diciamo da perché all'inizio ancora, ripeto, presto. Però rispetto all'anno scorso, ti stanno bombardando un po'. Va bene, ma è bello che sia così, vuol dire che hai fatto qualcosa, no? Bisogna vivere di queste cose qui, perché sennò altrimenti, no? Alla domenica si va a fare un'altra cosa, no? Massimo, sono arrivato in ritardo da te, scusami, volevi aggiungere qualcosa prima sentendo la conversazione? Probabilmente a Leli volevo dire che manca una punta da 20 gol, però manca chiunque magari qui, no? E quindi la vorremmo un po' tutti. Io mi ripeto un attimino a quello che ho detto anche la scorsa stagione, insomma, il Gabice Gradara mi sembra che da parte sua abbia quello che conta veramente tanto, che è l'amministrazione. Mi è sembrato anche nell'intervista che hai fatto tu quest'estate, prima ancora della presentazione, che hanno presentato appunto tutto lo staff, ha presentato Mister Papini, quindi era un'amministrazione molto vicina a questa società. Ho detto che gli hanno fatto un campo sintetico molto importante per loro, per cui io credo che abbia tutte le basi per fare molto bene. Non conosco benissimo quel campionato lì, e per quanto riguarda invece il Gambettola, cosa manca a Gambettola? Manca un po' di esperienza, forse qualche giovane che magari possa fare il saltino di qualità. Ripete, come ha detto il Presidente, loro hanno solo la juniores e quindi forse il settore giovanile va rinforzato.
Ok, bella anche questa analisi che hai fatto. Allora, volevo dirvi che adesso apriamo la parentesi legata alla promozione marchigiana, poi prima della chiusura della trasmissione ci sarà un servizio dedicato alla presentazione della prima categoria che partirà domenica prossima, prima categoria Girone H, un servizio di presentazione per quanto riguarda le squadre favorite per la vittoria del campionato, le squadre che invece sono un attimino più in difficoltà. Ma prima di iniziare appunto a parlare di promozione marchigiana, nello specifico di Gabicce, arriva una domanda proprio per il presidente di Marsili. Questo è un nostro spettatore particolare perché più o meno tutte le puntate ci scrive la stessa domanda, devo capire ancora il perché, sta facendo un tipo di record. Buonasera a tutti, volevo chiedere al presidente Marsili se al Gabicce e Gradara hanno pensato seriamente di trasferirsi in Emilia Romagna, aspettate che è arrivato altri 5 messaggi, di trasferirsi in Emilia Romagna dato che Gabicce ha a tutti gli effetti romagnola, soprattutto per un fatto di comodità a livello economico e logistico per le trasferte. Per fare un esempio veloce, in caso di eccellenza Marche per il Gabicce e Gradara andare in trasferta fino a Porto d'Ascoli sarebbero i due poli opposti della regione. Grazie. Aggiungo, mettici una virgola quando scrive che non ce la faccio a leggere tutto d'un fiato. Prego Gianluca. Ma io non ne vedo in realtà il motivo, a parte che comunque l'esperienza insegna che il campionato nelle Marche ha un'intensità importante, quindi anche quest'anno, come diceva Baldisserri in occasione della nostra presentazione, ci sono compagini importanti, ci sono delle rose veramente di livello e quindi hai anche lo stimolo per metterti in gioco in un ambiente comunque molto competitivo. Il fatto delle trasferte penso che poi dipenda, è soggettivo, nel senso che alla fine se fai un'eccellenza magari no, in Romagna devi comunque andare a Castrocaro, quindi alla fine dei conti o devi andare a Castel San Pietro, quindi alla fine più o meno penso che i chilometri siano quelli. È vero che con l'accento e con il modo di pensare e di vivere ci sentiamo un po' più romagnoli, però ritengo che dai, Gabicce e Gradara sono due comuni della provincia di Pesaro e siamo nella provincia di Pesaro. Allora io Presidente andrei a vedere un attimo il servizio, qui diventiamo un attimino più seri perché purtroppo è stata una festa a metà, capirete appunto dal servizio per avremo modo di commentarla, inerente appunto alla serata di presentazione di giovedì sera. Andiamo a vedere questo servizio e poi lo commentiamo in studio, altri approfondimenti inerenti proprio al Gabicce e Gradara Calcio. Il servizio. A1 Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. La grande festa di Gabicce e Gradara di giovedì sera in piazza Matteotti è stata interrotta quando stava entrando nel vivo. Un'anziana turista si è accasciata improvvisamente al suolo per un malore mentre passeggiava lungo una via a poche decine di metri dal palco. Erano circa le 21:30, immediati soccorsi dei passanti e poi del personale dell'ambulanza intervenute in pochi minuti. A lungo, inutilmente, hanno cercato di rianimare la donna. Durante i soccorsi il presidente del club Gianluca Marsili e i suoi collaboratori hanno deciso giustamente di interrompere la manifestazione e ha richiamato tantissima gente e i numerosi turisti ancora presenti a Gabicce. Tutte le squadre del club in divisa dai Giardini Unità d'Italia hanno sfilato per le vie del centro raggiungendo piazzale Matteotti accompagnati da clacson e da sirene da stadio. Sul palco sono intervenuti prima di Marsili il sindaco e l'assessore allo sport del comune di Gabicce Domenico Pascuzzi e Rosanna Biagioni, l'assessore del comune di Gradara Mariangela Bertini, consigliere regionale Andrea Biancani, il presidente provinciale del CONI Alberto Paccapelo. Con sfumature diverse gli ospiti hanno ricordato come l'amministrazione pubblica abbia rivestito dell'impiantistica ritenendo lo sport essenziale nella crescita dei ragazzi per il suo grande valore sociale e di aggregazione. Sindaco e assessori hanno elogiato la società sportiva per l'attività che conduce con dedizione e sacrificio e hanno sottolineato come la sinergia dei due comuni, Gabicce e Gradara per l'appunto, sia positiva per tutto il territorio e permetta di crescere insieme. Tornando alla breve presentazione, è stato possibile ricevere l'applauso dei presenti da parte della prima squadra e relativo staff. Sul palco sia Marsili, presidente, che il DS Maggi hanno ringraziato le istituzioni mostrando con orgoglio il loro settore giovanile, numeri da fare invidia. I loro campi che quest'anno saranno utilizzati anche da società limitrofe appartenenti ad altri campionati. In più il ringraziamento dovuto ai tifosi che seguono con grande passione la squadra e a tutti i dirigenti che anche nella serata del 7 settembre hanno messo il loro tempo e la loro passione per rendere tutto possibile. Una serata di festa
proseguita purtroppo con un brutto epilogo, ma terminata negli stand degli amici tedeschi di Hockenheim, che in virtù di un gemellaggio consolidato non si sono risparmiati nell'offerta di birra, vino e würstel, cercando di mantenere vivo lo spirito di una serata che doveva essere strettamente legato a un tema festivo. Ebbene, io ne approfitto solamente adesso, ringrazio il Presidente con un attimo di ritardo perché era tutto in scaletta, ma volevo appunto presentare la prima squadra e poi ringraziarli personalmente, i dirigenti che ci hanno accolto, che ci hanno messo anche nelle condizioni di poter riprendere la serata fino a quanto è stato possibile, a tutte le autorità, all'amministrazione comunale che purtroppo per l'epilogo che c'è stato, avete sentito anche voi, abbiamo dovuto interrompere la presentazione e i relativi festeggiamenti. Io partirei da questa serata, questa festa a metà, bellissimo lo scenario con tutti quei bambini presenti, purtroppo adesso sei stato bravo nel senso a interrompere la serata, d'accordo con tutti, ma anche a promettere ai bambini che più avanti cercherete di fare qualcosa per rimediare a quello che è successo l'altra sera. Sì, diciamo che era il secondo anno che organizzavamo questa serata e sono quei momenti che per chi vive una società di calcio con i sacrifici, le responsabilità del quotidiano, sono quei momenti che ti gratificano, no? Le 100 giornate passate al campo a risolvere problemi o a gestire determinate situazioni, e quando vedi uno scenario di quel tipo, quindi con la piazza del paese gremita di persone, turisti, clima di festa, tutti i bimbi in divisa, è un bel vedere, no? Quindi prima si diceva l'amministrazione è vicina, io penso che una società come la nostra, con 250 ragazzini tra Gabicce, Gradara e comuni diciamo limitrofi, rappresentano un qualcosa di importante per il territorio, quindi non puoi pensare di vivere al di fuori di tutto, anzi devi cercare di esserne parte, di dare il tuo supporto, così come quando vai a chiedere un aiuto o una struttura magari ti ascoltano un po' di più, perché comunque si riesce a comprendere quella che è l'importanza del fare sport, di fare aggregazione, di portare cultura in un territorio. Quindi noi ancora di più viviamo anche il turismo, quindi una struttura competitiva aiuta ad organizzare anche eventi, aiuta a finanziare anche quelle che sono le basi sostanzialmente dell'attività che la società esercita. Una struttura competitiva dà la possibilità di organizzare al meglio l'attività dell'inverno, quindi con un settore giovanile sì, riesce a fare tanto. Va detto che la società non si è mai tirata indietro, perché comunque abbiamo un campo da calciotto che è stato completamente pagato dalla società Gabicce Gradara, abbiamo un campo in sintetico che è stato fatto con un investimento promiscuo, privato, quindi società Gabicce Gradara, amministrazione, esatto, con il quale, ripeto, abbiamo un ottimo rapporto e con il quale costruiamo quelle che sono le attività principali durante tutto l'anno. Il progetto Prima Squadra, oltre al legame forte che ricordavi tu con l'amministrazione comunale, c'è stato in questi mesi un legame ancora più forte con i DS Maggi. Avete allestito una squadra importante dando una grossa possibilità a Mirko Papini, l'allenatore ci teneva a sottolineare che lui conosceva già questo campionato avendolo fatto non come allenatore ma da giocatore, quindi essendo anche un tipo caldo ha dalla sua anche una tifoseria molto calda come il Gabicce Gradara. Come direbbe Baldisselli, in questo caso ci sono tutti gli ingredienti per fare bene. Sì, diciamo che prima di tutto abbiamo cercato di ritrovare l'entusiasmo che serviva per fare un lavoro importante, e quindi un gruppo di dirigenti affiatati che hanno condiviso un progetto. Abbiamo chiesto all'unisono a Gabriele, che comunque era già parte della società da allenatore, da dirigente, quindi di prendere questo incarico con un senso di responsabilità. Abbiamo cercato di individuare quelli che potevano essere gli elementi che potevano fare la differenza, e secondo noi un mister come Papini, quindi come la persona che abbiamo scelto insieme al suo staff tecnico, al momento vediamo sta portando qualità al campo, modo diverso di approcciare al lavoro, e soprattutto speriamo che possa rappresentare uno sbocco importante di crescita per i nostri giovani. Invece arriviamo adesso a toccare il campionato, tantissime formazioni attrezzate, Olimpia Marzocca, lo stesso Gabicce, Toccardoferro ovviamente, ma soprattutto l'Ancona che l'anno scorso ha stradominato nel campionato di prima categoria e quest'anno si annuncia protagonista, la principale candidata per il salto di categoria. Sì, diciamo il campionato, come abbiamo avuto modo di dire in diverse occasioni, sarà un campionato molto competitivo, con questo Ancona che probabilmente dalla rosa che ha allestito, dall'esperienza, la forza e anche la città che la spinge, potrebbe essere quella che stacca un po' tutti gli altri. Comunque ci sono almeno 5-6
società che non sono da meno, perché comunque anche ieri con il Loreto hanno pareggiato in Coppa, sì. È stata una partita, almeno leggendo dal comunicato, piuttosto combattuta, con occasioni da una parte e dall'altra, la Vigo Senigallia, il Mondolfo, cioè ci sono diverse squadre, Osimana, quindi con una storia, con una tifoseria importante, dove comunque andare a giocare sarà difficilissimo. Senti, per quanto riguarda invece, prima collegavamo il settore giovanile, qualche giovane interessante è passato nel frattempo in prima squadra che sta valutando anche in questo periodo di prova, prima dell'inizio di gare ufficiali, mister Papini, se ci puoi fare qualche nome, e soprattutto la seconda domanda, è vero che ci sono state partenze importanti come William Muratori, lo stesso Palazzi, chi per impegni di lavoro, chi per avvicinarsi, magari fare un'esperienza altrove, ma sono rimasti anche un'altra parte del gruppo storico guidata da Capitan Sabattini. Sì, quello che dicevo, quindi abbiamo cercato di ricostruire un gruppo dove ci fossero un po' tutti gli ingredienti, quindi siamo ripartiti da uno zoccolo di giocatori di esperienza che avessero già una conoscenza della società, del clima, dell'ambiente e che potessero trasmettere con questo senso di responsabilità anche ai nuovi volti quello che rappresenta un po' il Gabice Gradare, quello che era l'obiettivo, qual era la società in cui venivano a giocare sostanzialmente. Quindi mi riferisco in primis ad Alberto Sabattini, che comunque è il nostro capitano, 6 anni che è a Gabice e quindi rappresenta per noi un punto di riferimento importante. Insieme a lui Lorenzo Costa, Simone Pratelli, Andrea Grassi, quindi comunque giocatori importanti, Luca Grandicelli. Dopo magari far tutti i nomi si rischia sempre di saltarne qualcuno. Comunque abbiamo cercato di mantenere uno zoccolo importante e siamo andati alla ricerca di giocatori che per età e esperienza potessero aiutarci a costruire questa rosa. Sabato la soddisfazione più importante è stata quella di finire la partita con 6 under in campo. Esatto. E l'ultima... Con un 2003. E l'ultima cosa più importante, detta per ultima in verità è tra le più importanti, comunque avete mantenuto lo zoccolo duro, è vero, a livello di giocatori ma soprattutto a livello di tifoseria. Noi giovedì sera l'abbiamo toccata con mano in piazza Gavice. Sì, abbiamo le nostre trombe che finché suonano vuol dire che c'è entusiasmo, quindi ringrazio Massimo per tutto l'impegno che ci mette, anche con i ragazzi quindi che lo seguono, dalle bandierine alle trombette, tutto quello che comunque fa colore, no? La bandiera al campo ci vuole sempre perché fa festa e quindi è importante anche quello, e quando sei lì insomma la respiri questa voglia di stare insieme e di divertirsi. Claudio, invece da casa ci chiedono se è avanzata una torta dopo il ricco buffet di ieri del dopogara, ci dicono. Diciamo che dopo la partita di ieri, dopo le fatiche di ieri, perché ho visto i giocatori veramente stremati ieri, capito? E prevedevo questo perché la giornata si preannunciava veramente molto calda dal punto di vista meteorologico, quindi non abbiamo fatto mancare niente alla fine della partita, quindi si sono ben rifocillati. Anche Massimo ha gradito, Sì, ecco bello perché fresco, vivande, belle ghiacciate. Siamo, caro Massimo, addirittura d'arrivo e poi voglio un tuo commento, perché andiamo a vedere la presentazione della prima categoria Girone H che partirà domenica prossima e quindi il servizio. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese, Poggio Berni, info 0541 68 81 80 o brusarul.com. È stata un'estate travagliata anche per la formulazione dei calendari dei gironi del calcio locale. In prima categoria Girone H il campionato prenderà il via domenica 16 settembre. Alla lista della compilazione di questo girone troviamo sotto la lettera B la voce Bellaria. La squadra del patrono Sauro Nicolini, tralasciando 2 stagioni consecutive in Serie D, ha conosciuto negli ultimi 6 anni una retrocessione dietro l'altra, sprofondando dalla terza serie dei professionisti fino alla prima categoria. Ripartirà con un gruppo di giovani sperando che ci siano meno problemi societari, che non si ripeta più quel via vai che lo scorso anno mise a rischio addirittura il finale di campionato con 11 giocatori contati presentatosi alla vigilia di un match. Ritornano a distanza di anni in prima categoria anche i giallorossi del Gatteo a fargli compagnia il Savio, lo scorso anno i Ravennati, anche loro impegnati in promozione. Inclusi in questo girone altre 2 realtà della provincia di Forlì Cesena, il Sala Fresco di promozione attraverso i playoff della seconda e Roncofreddo che rispetto alla compagine rossoblù ha vinto il campionato di seconda categoria accedendo direttamente in prima. Le altre compagini di zona saranno i Granata di mister Andrea Cantoni, squadra che gioca con ragazzi del posto, che ha ben amalgamato il gioco del tecnico nella propria mente, che da 2 anni a questa parte arriva ai playoff oppure gli manca di un solo punto. Il giro di boa si chiude con il Bacchia Cesenatico, partenza da handicap nel girone d'andata, ritorno in grande stile lo scorso anno da zona playoff, quest'anno con quello stadio dove Cesena ha bagnato, seppur i Coppa Italia debutta in Serie D, è lecito chiedere di più. In zona Riccione troviamo la compagine di Angeloni che dopo il quinto posto della scorsa stagione, sperando di non avere più intoppi tecnici e societari, punta dritto alla vittoria del campionato. I favoriti assieme a loro saranno
saranno i Paperini del Sant'Ermete del presidente Alex Martino, campagna al rafforzamento già chiusa tra fine maggio e inizio giugno, tralasciando l'abbandono di Alessio Balducci che ha preferito in un secondo momento accasarsi alla Vissenova Fete Calcio. Proprio i gialloblu, dopo lo straordinario campionato eseguito nella passata stagione, dovranno decidere cosa fare del loro destino, se compiere il salto tra i grandi oppure prendere dimora fissa in prima categoria. Le possibili sorprese potrebbero arrivare da Verrucchio, una squadra ben allestita, vista già in forma campionato in Coppa Emilia, che ha travolto Nuova Fete e Rivazzurra Miramare, e l'Atletico Poggio di mister D'Amato, che dietro la scrivania ha condotto il mercato portandosi dietro ragazzi da lui stesso allenati in quel di Rimini. Tornando in Valconca, derby a distanza di pochi chilometri tra Alta Valconca e Mondaino, mentre in fatto di fusione due quelle avvenute la scorsa estate. Il San Clemente si è trasformato in Real San Clemente e il Miramare in Rivazzurra Miramare. A questo punto non ci rimane che aspettare, augurando buon campionato a tutti. Questa sera non c'è, ma lo ritroveremo la prossima settimana con il suo Bellaria Giacomo Alpini. Sentito l'inizio, tu mi dicevi sì, tantissimi giovani, ma c'è anche qualcuno che alza l'età media. Adesso tu infatti nel servizio hai detto che saranno un sacco di giovani. Io le ultime 2 domeniche ho visto che hanno giocato 2 di 48 anni. Vabbè, alzano la media. Forse verranno i figli a giocare, non lo so. Tu giochi, la vedo molto. Mi hanno chiesto di essere tesserato come giocatore invece di allenatore da giocatore. Vedo dura per Bellaria, Gatteo e Savio. Bellaria, Gatteo, Savio e forse anche Rivazzurra Miramare. Vediamo se ci abbiamo preso. Va bene, siamo addirittura d'arrivo, rimanete con noi, tutto su Rimini Calcio in Sport Up, diverse tematiche questa sera, quindi rimanete incollati davanti al televisore. Non mi rimane che ringraziare il tecnico che ritroveremo anche nella seconda parte, Massimo Zanini. Buonasera a tutti. Grazie al tecnico della Marignanese Simone Lilli. Ciao a tutti, buonasera. Grazie al presidente del Gabice Gradara Calcio Gianluca Marsili. Ciao a tutti. E grazie al presidente del Gambettola Calcio Claudio Montanari. Buonasera a tutti. Noi ci vediamo tra poco con Sport Up. Ciao.